Promozione turistica locale, sviluppo sostenibile, poi cultura, ambiente e sport. Sono questi alcuni dei pilastri programmatici del presidio turistico nuorese, costituito da un gruppo di giovani qualche mese fa. Finalità e programmi sono stati illustrati stamattina nel corso di una conferenza stampa. All'incontro sono intervenuti Alessandro Melis, presidente, Alessandro Mele, vicepresidente, Stefano Mele, consigliere e Giampaolo Piredda, socio. In sala anche il maestro Giampaolo Mele e il direttore della biblioteca Assata, Tonino Cuusi. In questa intervista il presidente Melis illustra le finalità e i programmi del presidio turistico nuorese. Gli scopi sono sempre quelli, promettenti per avere una città migliore, per avere una situazione di cultura e tradizione che magari si sta perdendo anche con le associazioni, quindi vogliamo richiamare veramente tutte le associazioni culturali e folcloristiche per far sì che arrivino all'interno di noi, insieme alla Prolocco, e di diventare un'unica associazione, perché Nuoro ha bisogno di questo, Nuoro ha bisogno di crescere anche dal lato culturale, perché lo stiamo perdendo. Sarete presenti anche in occasione di Mastros del Nugoro? Sì, abbiamo già in programma un evento grande come una fiera enogastronomica della Barbagia che sicuramente faremo all'interno di Mastros del Nugoro, e una postazione all'interno del centro storico dove continueremo a riproporre una mostra di organetti, la lavorazione delle launeddas e dei Zupipiolu, che è l'unico suonatore, che è artista che abbiamo a Nuoro, Cesare Carta, e sicuramente stiamo organizzando anche perché si faccia la lavorazione del formaggio. La collaborazione con l'ISRE? La collaborazione con l'ISRE e con tutti gli enti locali, abbiamo chiesto la collaborazione di tutti, quindi speriamo che tutti ci diano una mano per riportare Nuoro agli albori.